Il mondo industriale si mette a confronto con le istituzioni per dar vita finalmente a quest'asta navigabile che finalmente riusciamo a realizzare, in quanto la Regione Veneto, con lo stanziamento di 40 milioni per l'innalzamento dei ponti, dei 3 ponti che ci collegavano al mare, sono attuati, e quindi in questo momento possiamo dare il via al trasporto fluviale di merci. Il primo passo, l'eliminazione dei colli di bottiglia, ovvero l'innalzamento dei ponti che collegano al mare. Poi dovranno essere attrezzati i porti. Il paper presentato oggi agli industriali del Veneto, firmato European House Ambrosetti, disegna le potenzialità dell'autostrada del mare dal punto di vista ambientale, ma soprattutto economico. Se andassimo a superare le barriere normative ma anche i vincoli infrastrutturali che impediscono il passaggio delle imbarcazioni di categoria 5, che è la più ampia, noi riusciremmo appunto a ottenere entro il 2030 1,4 miliardi di valore aggiunto, quindi un impatto molto significativo per queste province. Un valore aggiunto attuale di circa 500 milioni di euro, il 3% del PIL della provincia di Rovigo, ma la lotta è impari se si calcola la mole di merce trasportata dagli altri paesi europei e la quantità di distretti industriali che sarebbero sostenuti dal sistema idroviario del nord Italia. A confermarlo la presenza del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi. Questa è la parte d'Italia che si presta di più, ovviamente, perché il bacino più importante è quello del Po e soprattutto nella parte terminale ha la potenzialità di rifornire aree industriali importanti e interporti, da dove poi smistare il traffico verso le aree del centro Europa. Un'occasione anche per ridurre le emissioni nel bacino padano. I canali navigabili potrebbero dare la spinta decisiva all'Hydrogen Valley, una sfida da vincere per il presidente Destro in un paese leader dell'export, ma che deve assicurare la logistica come asset fondamentale. È giusto ribadirlo, in Veneto ci sono 500 chilometri di vie navigabili, di cui 223 corrono lungo le reti TEN-T. Abbiamo un potenziale per il trasporto fluviale e il trasporto acqueo molto importante.